Oggi un'interessante manifestazione si ripete alla Fortitudo School Cup, che vede in campo tantissimi ragazzi di 4 istituti della provincia di Agrigento. Sì, devo dire la verità, questa credo che sia la 7ª edizione ufficiale. Siamo contenti perché secondo me è uno dei più bei eventi che ci sono qui in Sicilia. Come ho detto tante volte, spero che riusciamo a esportarlo nelle altre province e di fare una School Cup Sicilia che coinvolga un po' tutta la regione. Lo spero, perché secondo me è un bellissimo evento. Un evento a cui partecipano diverse scuole dell'Agrigentino. Sì, quest'anno per la prima volta abbiamo una scuola al di fuori di Agrigento, che è Ribera, è una scuola che è fuori di Ribera. Speriamo di averne altre in futuro e che la manifestazione si ingrandisca e diventi un punto di riferimento della provincia ma soprattutto della regione. Ecco, può rappresentare un ottimo vivaio per la squadra maggiore un domani? No, vivaio non lo so, comunque è una bella pubblicità per la pallacanestro in generale. Sono un po' tutti i ragazzi che giocano nei vari settori giovanili, quindi non so se aumenterà, però magari può aumentare i tifosi del basket e ce lo auguriamo tutti, insomma. Come valuta questa iniziativa? L'iniziativa è molto bella, io sono nuova in questa scuola, so che l'hanno fatta, è iniziata 7 anni fa e c'è un'atmosfera bellissima che è quella che per i giocatori è la più bella. Quindi ritiene che sia una cosa, diciamo, importante sia per la scuola che per i ragazzi, no? Molto, tra l'altro mi pare che sia il primo anno che è stato aperto anche alla provincia, c'è una scuola in Ribera, quindi è una bellissima iniziativa indubbiamente. Ecco, una valutazione su questa iniziativa, quanto è importante sia per l'istituto che per i ragazzi? Allora, è un'iniziativa che come ogni anno noi cerchiamo sempre di fare la nostra parte, è importantissima perché i ragazzi la sentono tanto, anche perché è un momento di socializzazione e di incontro con le altre scuole. Partecipiamo, noi siamo una scuola che partecipiamo, non abbiamo una base di pallacanestro, però onoriamo ovviamente lo sport in generale e quindi cerchiamo di fare la nostra parte, anche se sempre non va molto bene. Quindi la ritiene un'esperienza bella, dico? Sì, in ogni caso è sempre una bella esperienza, i ragazzi sono motivati a farla, ci tengono tantissimo, anche se i risultati magari non sono della nostra, però riusciamo ad... L'importante è partecipare. Ecco, con il vecchio motto di De Coubertin, infatti. Ecco. Questa è la prima volta, il primo anno che la vostra scuola partecipa a questa Fortitudo Cup School, e con una sua valutazione quanto può essere importante anche per i ragazzi? Allora, per noi sicuramente sarà un'esperienza importante, è il primo anno, ci hanno invitato, con la Fortitudo noi abbiamo fatto delle attività di PCTO gli altri anni, abbiamo mostrato interesse, quest'anno ci hanno invitati con grande piacere e partecipiamo con entusiasmo. Qua l'ambiente è fantastico, c'è molto entusiasmo, i ragazzi sono alle stelle, si divertono, speriamo sia una bella esperienza anche per noi. Quindi la ritiene una cosa utile questa? Ah, sicuramente, avvicinare il ragazzo allo sport sicuramente è utile, li allontana da altre situazioni, diciamo, non belle.